Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, buongiorno, ben ritrovati in questo martedì 10 gennaio, oggi numero tondo. Il nostro appuntamento con l'oroscopo ritorna per accompagnarvi con le novità insieme a Radio.0 e con me, Maria, pronti ad andare un po' a scoprire come sarà questa giornata, come scorreranno le prossime ore. E quindi iniziamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, eccoci da voi. La luna in Leone vi regala una dose extra di fiducia in voi stessi e di carisma, vi serviva, e con queste credenziali darete ottime prestazioni almeno in questa mattinata, così per iniziare bene. Un bel fuoco che accende la creatività vi accompagna. Se avete figli agite con autorevolezza, ma senza autoritarismo, mi raccomando. Toro, orgoglio, testardaggine e gelosia. In amore potrebbero crearvi qualche complicazione, quindi attenti, evitate le parole e soprattutto gli atteggiamenti strafottenti che non piacciono a nessuno, questo chiariamolo subito. Affari, colloqui di lavoro ed esami si risolveranno in un battibaleno, ma con un po' di fatica questa volta. Stress e ritardi rispetto alla tabella di marcia vi confondono un po'. Gemelli, grandiosa ed espansiva la vostra giornata, sì, ma anche la luna in questa mattinata che vi sostiene pungolando il vostro innato desiderio di attenzioni. Sì, anche voi ogni tanto volete farvi notare. L'unione fa la forza, appoggi importanti quindi anche per voi se saprete cogliere il momento giusto. Proponendovi con sicurezza riscuoterete un brillante successo che riuscirete a conservare nel tempo, lavorateci su. E siamo dai nostri Cancro. State bene allerta amici, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, cosa che sarebbe insomma poco carina, sia anche per evitare dannosi passi falsi, anche questo non utile in questo inizio anno. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, noi confidiamo nella vostra forza. L'importante è non buttarvi giù al primo ostacolo, continuate con coraggio. Leone, amici, entusiasmo e passione proprio non vi mancano in questo martedì, ma se l'interlocutore vi ostacola o vi contraddice, perdete il controllo dei nervi e sparate parole grosse. Cercate di mantenere calma ed equilibrio, fate un respiro profondo. Ruggire servirà a poco, molto meglio proporsi con fermezza, nel rispetto comunque delle altrui opinioni, conservate tutto. Vergine, anche per voi il consiglio oggi di muovervi con calma, riflettete almeno fino a questo pomeriggio prima di prendere decisioni soprattutto in campo professionale. Agendo d'impulso infatti potreste sbagliare qualche valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi, vi farà bene. E siamo dai nostri Bilancia, il vostro protagonismo potrebbe risultare un po' disarmonico, attirarvi qualche critica, quindi moderatevi. Occhio alle cadute di stile in particolare, locali, feste, serate mondane sono un buon terreno di caccia per la ricerca dell'anima gemella e voi siete pronti a scoccare la freccia. Scorpione, trascinati dalle emozioni voi assumete posizioni alquanto discutibili, non impuntatevi se non volete perdere la credibilità. Orgoglio e gelosie sono nell'aria, quindi mantenere l'equilibrio con la luna opposta a Saturno sarà piuttosto arduo. Frenate l'impulsività e cercate di rimanere concentrati. Per i nostri Sagittario, oggi ogni cosa si incanala nella direzione giusta. È un martedì piuttosto proficuo per voi. Vi spetta solamente l'onere di raccoglierne i frutti. Incontri emozionanti da non dimenticare sono all'orizzonte. Consensi e dimostrazioni di stima arrivano da parte di tutti coloro che vi stanno intorno in campo lavorativo, soprattutto per una trattativa portata a termine con perizia. Bravi! Capricorno, complice per voi un'abile organizzazione, amici, sbrigherete al meglio i vostri impegni in agenda. Questioni relative a spartizione e eredità saranno al centro dell'attenzione, quindi qui ci vuole concentrazione. Possibile la nascita di affinità elettive con persone che ruotano intorno al vostro ambiente lavorativo. Dovete solo centrare la persona giusta. Acquario, e qui arriviamo sul difficile. Spese azzardate, impennate di orgoglio, situazioni complicate da accettare, pretese anche un po' esagerate, unite a una voglia di libertà da vincoli familiari che non trova proprio spazio. Avete capito un po' il mood della giornata. Nel parlare non fatevi prendere dalla foga, comunque rischiate di compromettere collaborazioni indispensabili per l'attività. Attenti. Chiudiamo ancora con i nostri pesci, amici. Alcuni conflitti in casa che covano da tempo necessitano di decisioni importanti, veramente. Sollecitate i familiari coinvolti a prendere posizione e fatelo anche voi. Dopo una bella riflessione fate il punto. Attrazioni improvvise vi colgono di sorpresa. Se siete liberi da legami, perché non lasciarvi andare un po'? Provateci, poi fateci sapere. Ed è tutto quindi anche per oggi per l'oroscopo del giorno. Noi ci ritroviamo domani mattina ancora con tutte le novità. Un saluto a tutti amici, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0